Bentornati a 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che tratta dei problemi della salute. Come avevo promesso, abbiamo ancora ospite il dottor Fabio Bonadio, che è il presidente della casa di riposo di San Donà, e con lui oggi parleremo di com'è cambiata la situazione degli anziani e dell'assistenza degli anziani in questi anni. Ecco, per esempio, adesso una persona che ha bisogno di venire nella vostra struttura, come fa a entrare? Domande, procedure? Beh, intanto buonasera a tutti. All'interno della nostra casa di riposo, che ci tengo a precisare è la casa di riposo Monumento ai Caduti in Guerra di San Donà, una struttura pubblica accreditata Regione Veneto, è una struttura dove le persone possono entrare tramite domanda. Alla domanda segue una valutazione per vedere lo stato di salute della persona e viene dato un punteggio, si chiama appunto SVAMA. Il punteggio viene dato anche in base a quelli che sono i reali bisogni della persona e la situazione sociale della persona. In base a questa valutazione viene appunto dato un punteggio, si va in graduatoria, dopodiché se si libera un posto, compatibilmente con quelle che sono appunto le patologie, oppure se è maschio o femmina, viene assegnato un posto all'interno del reparto. Per quanto concerne l'ingresso, la retta viene garantita al 50% circa dalla Regione, il resto è a carico dei familiari. Però è anche vero che oggi come oggi, su una struttura come la nostra, un ospite che entra ha dei costi globali su base annua che sono sicuramente inferiori a quelli che potrebbero essere su una gestione magari di una casa in proprio, con tutte le spese che riguardano la struttura di una casa privata, quindi riscaldamento, manutenzione, spese per la badante e spese varie di contributi. Ecco, bisogna anche dire che le strutture attualmente sono diventate, tra virgolette, migliori, ecco, non hanno confronto con quelle di 30-40 anni fa. Io mi ricordo anche Treviso, quindi non solo la nostra, hanno avuto un miglioramento tale e danno molto. Bella per esempio l'iniziativa per socializzare, per aiutare queste persone, che proprio il nostro Fabio Bonadio ha proposto e sta portando avanti agli anziani. Se vuoi dire qualcosa? Sì, ecco, gli anziani hanno bisogno di stimoli, infatti a volte ho gli ospiti che si mettono all'ingresso della struttura per vedere appunto le persone che passano per la strada o i bambini che escono da scuola, e sicuramente questo per loro è uno stimolo. Noi cerchiamo di stimolarli con degli eventi all'interno della struttura, li portiamo fuori, li portiamo al mercato, gli facciamo fare alcuni giochi, gli facciamo fare dei lavoretti, però abbiamo visto che per loro il fatto di riuscire a portarli su un qualcosa che sia stimolante, come l'uscita che è stata fatta una settimana fa circa, ovvero sia la visita a un'aviosuperficie con tanto di bambini di una scuola con una mongolfiera ad aria calda che è stata gonfiata, e quindi i ragazzini sono saliti per fare appunto un viaggio in mongolfiera e hanno visto quelli che sono gli aeroplani, hanno visto un elicottero e ne vanno fieri, perché addirittura hanno voluto ritirare la loro foto personalizzata con appunto l'ultraleggero come sfondo. Quindi questa secondo noi è stata veramente, grazie anche agli educatori, un'opportunità per stimolare e per offrire un qualcosa di diverso rispetto a quelle che erano appunto le opportunità che avevano una volta nelle vecchie case di riposo. Si parla appunto di 10, 20, 30 anni fa. Bene, ringraziamo il dottor Bonadio, che come vedete, oltre ad essere presidente, è un po' l'anima di questa casa di riposo. Arrivederci fra una settimana.